Buonasera, i titoli di Sicilia 24. Il maltempo in Sicilia si sposta sul quadrante nord-orientale, ancora forti venti di burrasche e piogge intense. La Protezione Civile regionale ha disposto l'allerta arancione in tutta l'isola, innalzandola rossa a Catania e Messina. Cardiochirurgia pediatrica di Taormina a tempo determinato. Arriva il via libera della Regione per una proroga di 6 mesi, ma continua la protesta di associazioni, sindaci e famiglie che temono la chiusura del centro d'eccellenza. Carceri siciliane a rischio per mancanza di personale e sovraffollamento. Il garante regionale dei diritti dei detenuti, Santi Consolo, dice pesano le carenze strutturali. Max Gazzè sceglie Giardini Naxos come ambientazione del suo nuovo video, regia affidata a 2 catanesi. Calcio, il Catania a caccia di un nuovo allenatore per la prossima stagione in Serie C. La dirigenza punta l'attenzione su 4 nomi. Eccoci, benvenute e benvenuti a questa edizione di Sicilia 24. Dunque in primo piano il maltempo in Sicilia che si aggrava soprattutto sul quadrante nord-orientale. Per il protrarsi dei forti venti di burrasche e le piogge, la Protezione Civile regionale ha disposto l'allerta arancione in tutta l'isola, innalzandola a rossa nella provincia di Messina e nel Catanese. Sentiamo Francesco Triolo. Temporali, localmente anche di forte intensità, ma soprattutto vento forte con burrasche previste insieme a mareggiate. Il quadro del maltempo in Sicilia si aggrava in maniera particolare sul quadrante nord-orientale, tanto che la Protezione Civile regionale ha disposto l'allerta arancione in tutta l'isola, innalzandola a rossa nella provincia di Messina e sulla costa ionica sino a Catania. Il maltempo, che si è abbattuto con piogge e violente raffiche di vento, non intende quindi lasciare la Sicilia. Sono oltre un centinaio gli interventi dei vigili del fuoco per danni causati dal maltempo, con alberi pericolanti, dissesti statici ed allagamenti. Le province maggiormente colpite sono Catania, dove è caduta una pioggia violenta intorno a mezzogiorno, Enna, Messina, Ragusa. A Catania chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado. In via Domenico Tempio, nei pressi del porto, operai al lavoro per mettere in sicurezza i pali della pubblica illuminazione abbattuti dalle raffiche di vento. Disposta la chiusura dei cimiteri comunali, del Giardino Bellino e dei parchi comunali e la sospensione dei mercati rionali della domenica ed eventi e manifestazioni all'aperto. Nell'ordinanza il commissario straordinario del comune Piero Mattei raccomanda in particolare di evitare assembramenti nell'area del centro storico e della Movida e di limitare tra l'altro l'uso dell'auto e dei ciclomotori. Danni ingenti tra Motta Sant'Anastasia e Paternò, con cartelloni e pali della pubblica illuminazione e della segnaletica stradale. Divelti, grossi alberi sono finiti sopra le vetture parcheggiate, ma anche sulle abitazioni, come nel caso di Paternò. A Gran Michele invece il vento ha divelto le luminarie che erano state installate in piazza. Situazione critica nel Messinese, dove, come detto, l'allerta nelle ultime ore è passata da arancione a rossa per le prossime 30. Isolate le olie con il mare in tempesta, sospinto da raffiche di vento fino a oltre 20 nodi. Stromboli colpita da violente mareggiate che investono con forza le coste e le strutture portuali esposte allo scirocco. A Lipari il mare ha invaso la parte terminale di Canneto. Problemi e disagi alla viabilità. Sulla 20 Messina-Catania è stato chiuso per diverse ore il tratto tra Brolo e Torrenova a causa di un grosso albero che si è abbattuto sulla carreggiata. Raffiche di vento che hanno raggiunto punte superiori anche a 120 km/h hanno investito Sant'Agata di Militello, Capodorlando e il resto della provincia tirrenica. Vigili del fuoco al lavoro sulla strada statale 113 per rimuovere diversi rami e alberi caduti sulla carreggiata. Disagi anche nel trasporto ferroviario per il crollo di alberi e pannelli sulla linea ferrata, che è stata temporaneamente interrotta tra Capodorlando e Brolo, Sant'Agata e Caronia. L'allerta rossa sull'Etna, segnalata tempestivamente dal Dipartimento regionale di protezione civile 2 giorni fa per l'altissima probabilità di fontane di lava, ha imposto uno sconvolgimento dell'attività degli operatori turistici presenti sull'Etna. Ad affermarlo è Francesco Russo Morosoli, patron della funivia dell'Etna del Rifugio Sapienza di Nicolosi. Un'allerta, ricorda l'imprenditore, seguita ieri da un evidente ridimensionamento della situazione. Molto rumore per nulla, però, con conseguenze disastrose
disastrosa in termini economici e di tutela del brand Etna, visto anche il panico scatenato tra i turisti costretti all'evacuazione il pomeriggio di 2 giorni fa. Il divieto di escursioni oltre i 2000 metri, poi prontamente revocato, è una chiara contraddizione. Noi di Funivia dell'Etna, in collaborazione con le guide alpine e vulcanologiche, conclude la nota di Russo Morosoli, siamo pronti a prenderci tutte le responsabilità sul raggiungimento delle quote e sulla modalità di gestione e trasporto dei turisti sull'Etna, attività che facciamo con ottimi risultati da 70 anni. Siamo pronti ad aprire un tavolo tecnico con le istituzioni a questo fine. Voltiamo pagina, via libera della Regione per una proroga della convenzione per il centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina, polo d'eccellenza da anni sul territorio. 6 mesi in più che serviranno a studiare una soluzione stabile per il futuro dopo la nascita di uno stesso centro a Palermo. Intanto stamattina a Giardini Naxos è andata in scena una protesta in difesa del centro di eccellenza. Sentiamo Francesco Triolo. La firma ancora deve ufficialmente arrivare, anche se il presidente della regione Renato Schifani ha già dato il suo ok. La convenzione tra l'Istituto Bambin Gesù di Roma e il centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina, in scadenza il 31 luglio, potrà essere prorogata per 6 mesi in attesa di quello che dovrà essere il definitivo nuovo riassetto della struttura. Il presidente della regione ha già dato mandato all'ASP di Messina di operare in tal senso, dopo aver avuto delle interlocuzioni positive con il ministro della Salute, che doveva autorizzare la presenza nella regione di 2 centri di eccellenza dopo l'attivazione dal prossimo 1 luglio della cardiochirurgia pediatrica al Civico di Palermo, in collaborazione con la Fondazione San Donato di Milano, presieduta da Angelina Alfano, che poteva far venire meno l'esigenza di prorogare la convenzione del centro di eccellenza taorminese. Così erano partite le proteste della cittadinanza, delle istituzioni locali, di cittadini e parenti dei piccoli pazienti che arrivano dalla Sicilia, ma anche dalla Calabria e dal Meridione in generale, come quella che si è tenuta questa mattina a Giardini Naxos, nonostante il maltempo. Noi genitori la speranza ce l'abbiamo, ce l'abbiamo perché qui stiamo parlando di bambini e speriamo che veramente dopo tanti anni di battaglie si arrivi veramente ad una conclusione positiva. La proroga tecnica della convenzione quindi scongiura momentaneamente la chiusura della cardiochirurgia pediatrica di Taormina e potrebbe portare al vero obiettivo finale, la nascita di un centro specialistico interregionale stabile che serva la Sicilia e la Calabria, un progetto a cui si lavora da tempo e che potrebbe vedere la sinergia tra le 2 regioni anche a livello economico per mantenere aperta la struttura, che è ormai un centro di eccellenza consolidato con 3 cardiochirurghi pediatrici in pianta stabile, reparti e personale affiatato che da 15 anni opera sul territorio. Il garante per i diritti dei detenuti Santi Consolo è intervenuto dopo i recenti fatti nel carcere di Augusta e nelle altre carceri siciliane. Urgente, dice, l'attenzione su sovraffollamento, carenza del personale e assistenza psichiatrica. Roberta Lunghi. Un'attenzione alle strutture, al personale, soprattutto agli uomini ristretti nelle carceri in Sicilia, dove valori e prospettive di chi ci vive cambiano. L'intervento del garante per i diritti dei detenuti tocca tutte le corde. Il neoeletto in Sicilia, Santi Consolo, ha iniziato la sua attività ispettiva con il carcere di Augusta, che al momento ha offerto più di altri spunti di varia natura alla cronaca. Dall'introduzione di droga e cellulari nascosti in confezioni di alimenti, all'aggressione nei confronti di un sovrintendente di polizia penitenziaria, fino alla morte di 2 detenuti dopo un lungo periodo di sciopero della fame. Facce diverse di una medaglia che esige un'analisi, e il garante comincia dai numeri di quel penitenziario. Del personale penitenziario che si attesta nel rapporto detenuti presenti e polizia penitenziaria che è dello 0,38, quindi nettamente più basso di quello che dovrebbe essere il dato regionale e nazionale, che si attesta allo 0,61. Poi vi è un sovraffollamento effettivo della popolazione detentiva che è del 140%. Sono 476 detenuti a fronte della capienza effettiva di 339 unità, diminuita al momento a causa della indisponibilità strutturale di alcune camere. Per questo il garante ha proposto l'avvio di progetti per risolvere il problema da realizzare in economia con l'impiego di manodopera dei detenuti. E poi ci sono le persone. 2 detenuti che rifiutano il trattamento, altri la terapia, un altro detenuto che addirittura aveva iniziato lo sciopero della fame.
Sul fronte sanitario l'istituto è dotato di guardia medica permanente, ma lo psichiatra dell'ASP interviene solo su richiesta, assistenza insufficiente per i tanti detenuti che presentano un elevato grado di disagio psichiatrico. Ed è qui che emerge un'altra carenza in Sicilia, dove esiste una sola articolazione di tutela di salute mentale presso l'istituto di Barcellona Pozzo di Gotto, ritenuta del tutto inadeguata. Quando avvengono questi eventi tragici, questo è l'epilogo di deficienze e carenze strutturali che non riescono a dare risposte a quelle che sono le situazioni di profonda crisi, tristezza, isolamento in cui si trovano queste persone. Appare così urgente attivare analoghe 2 strutture presso l'Istituto Pagliarelli di Palermo e presso l'Istituto di Siracusa, già programmate. Non è stato ancora deciso chi tra i detenuti al carcere duro nell'istituto di Piena dell'Aquila trascorrerà l'ora quotidiana di socialità con il boss Matteo Messina Denaro, recluso al 41 bis dal 16 di gennaio, giorno in cui il ROS lo ha arrestato dopo 30 anni di latitanza. In questi mesi il boss di Castelvetrano ha trascorso in solitudine sia l'ora d'aria, sia quella cosiddetta di socialità. Il boss, la cui vita nell'istituto di Pena è regolata strettamente dalle norme previste da una circolare del 2017 che disciplina il quotidiano dei detenuti al 41 bis, sembra aver mantenuto la passione per la lettura. Molti volumi sono stati trovati nel suo covo di Campobello dai carabinieri e leggendo passerebbe gran parte del suo tempo, mentre sarebbe poco interessato alla TV che pure ha in cella. Ci fermiamo una breve pausa, torniamo con altri servizi. I medici rinnovano l'appello al buon senso. Troppo sale aumenta la probabilità di patologie cardiovascolari. Il nutrizionista professore Calabrese: meno sale significa migliore qualità della vita. Sentiamo Francesco Loi. Ma il profumo non è il massimo. Ah no, saranno i piedi. Bisogna controllare il sale. Buonissimo, buonissimo, né sapido né salato, fantastico! Nel cinema come nella realtà, prima di impiattare si controlla se la quantità di sale aggiunta va bene. Ridurne il consumo è la raccomandazione che i medici rinnovano sempre, soprattutto in questa settimana. Meno sale può significare più salute. Il sale è una sostanza molto importante per il nostro organismo, ma nel contempo ha una condizione di irritare molto le pareti delle arterie e nel contempo di stimolare molto la condizione del rene. La World Action Salt, Sugar and Health promuove questa settimana per sensibilizzare governi, industrie alimentari e cittadini a consumare meno sale, un ingrediente che è presente in tantissimi alimenti e che, se consumato con eccesso, può aumentare il rischio di patologie cardiovascolari. Crea anche tanti altri problemi alle componenti metaboliche, alla tiroide, al rene, crea dei problemi al cervello. La sapidità crea una positività al palato, ma una negatività alla salute cardiaca, cardiovascolare, ma anche epatica. Un organo che patisce molto il sale è il fegato, ma anche il rene. Quindi limitiamo la presenza di sale, aumentiamo la presenza di potassio, diamo più frutta e verdura che hanno, e legumi e cereali che hanno tanta fibra, che ne fa assorbire meno di sale, e in questo caso noi siamo in una positività per cui si abbassa la pressione e miglioriamo la nostra qualità di vita. 5 grammi è questa la quantità giornaliera da non superare. Per farlo basta seguire alcuni consigli: preferire erbe, spezie, aglio, peperoncino o agrumi per dare sapore, lavare più volte verdure e legumi in scatola, quando si acquista un alimento leggere l'etichetta e scegliere quello meno salato. Gli esperti suggeriscono anche di ridurre gradualmente il sale nelle ricette, facendo adattare le papille gustative, e di non metterlo mai a tavola. E la pagina della musica, la Sicilia nel nuovo video musicale che si annuncia già come l'antitormentone estivo. Il brano è quello di Max Gazzè, la regia è dei catanesi Zabbo e Nicolosi e Giovanni Tomaselli. La clip è interamente girata nella riviera di Giardini Naxos. Sentiamo Eva Spampini.
Ci fermiamo, una breve pausa e poi il calcio. Siamo al calcio, 4 allenatori fra cui scegliere. La dirigenza del Catania arriverà appunto alla scelta del tecnico che guiderà i rossazzurri dopo la promozione in Serie C. Sentiamo Marco Carli. Il Catania guarda già al futuro e anche al dopo Ferraro. Le parole del tecnico negli spogliatoi di Brindisi hanno fatto presagire quello che sarà con ogni probabilità il futuro. I contatti sono partiti da qualche tempo, procedura normale quando si tenta di capire la strada da intraprendere. Si è parlato anche con l'allenatore che ha riportato il Catania fra i pro, ma al momento si guarda ad altro e la dirigenza sfoglia la margherita. L'identikit sarebbe quello di un tecnico che sappia migliorare la squadra e le dia un'identità chiara. Un giovane, si dice, ma attenzione al tema dei risultati, quelli che il Catania vuole e che potrebbero far virare su un nome dal sicuro rendimento, come quello di Attilio Tesser. Campionato di B concluso con il Modena, salvezza raggiunta, tanti applausi del pubblico, ma anche un futuro che appare lontano dall'Emilia. Lui è appunto l'emblema dei risultati. Il pedigree parla chiaro, in C ha vinto tantissimo, da Novara a Cremona e poi da Pordenone a Modena, un profilo che equivale ad una certezza. Poi c'è la strada che dicevamo, quella della Nouvelle Vague. Paolo Bianco, ad esempio, cresciuto negli ultimi anni alle spalle di un certo De Zerbi e poi alla Juve come tattico, l'addio qualche settimana fa. Le sue esperienze in Sicilia, Siracusa con la Neri e Sicula Leonzio. Piace, ma non solo al Catania. Chi ha impressionato la dirigenza catanese è un altro ex rossazzurro, questa volta in panchina, vale a dire Francesco Baldini. La sua cultura del lavoro ha coinvolto i tifosi etnei nello sfortunato epilogo del Catania 46. La sua commozione al momento di salutare tutti attori del Grifo e anche i suoi risultati con una squadra che ha dato tutto sul campo. Punti a favore che hanno colpito l'entourage rossazzurro in occasione degli incontri avuti. Così come è accaduto con un altro nome vagliato, quello di Luca Tabbiani, allenatore del Fiorenzuola in C, genovese del 79. 4 anni in Emilia, obiettivi centrati e adesso voglia di cimentarsi con qualcosa di diverso. È stato incontrato anche lui e anche lui ha saputo cogliere nel segno. Sullo sfondo Fabio Caserta, opzione comunque meno quotata delle prime 4. Le vie del mercato anche degli allenatori sono infinite, ma il Catania è consapevole di dover scegliere fra 2 strade. Dall'esperienza all'entusiasmo, potremmo dire per semplificare. Non è una scelta facile, ma arriverà presto. Il Palermo pareggia alla Barbera 2-2 con il Brescia e dice addio ai play-off. La Regina segna al 94esimo e sorpassa al photo finish rosanero. Marco Gullà. Il sogno playoff si trasforma in incubo al 94esimo quando la Regina segna il gol del vantaggio sull'Ascoli e sorpassa il Palermo nella corsa playoff. Rosanero che pareggiano alla Barbera 2-2 con il Brescia, fuori dai playoff. Palermo che chiude il campionato al 9° posto, ma ha tanto da recriminare e da rimproverarsi. In vantaggio per 2-0 a fine primo tempo si è fatto rimontare da un Brescia che era ormai al tappeto e che invece si è rialzato ritrovando la strada dei play-out. Ancora una volta una squadra che mostra 2 facce, cala definitivamente il sipario sulla stagione del Palermo e dire che la gara si era incanalata immediatamente sui binari giusti. Brunori fa subito centro, assist di Tutino, il numero 9 rosanero stop e calcia col destro sotto l'incrocio dei pali, sotto lo sguardo di Andrenacci. Esplodono gli oltre 32.000 presenti al Barbera. Il Palermo controlla il match, non rischia quasi nulla, così prima della fine del primo tempo trova il raddoppio. Questa volta è Brunori a fare assist per Tutino che non sbaglia. 2-0, ci sarebbe anche il 3-0 ma viene annullato per fuorigioco. Il secondo tempo è tutta un'altra partita. Il Brescia entra in campo e domina da subito. Prima un gol annullato di Aie su assist di Karacic dopo 3 minuti dalla ripresa, poi il gol valido al 54esimo con Rodriguez. Il Palermo è stordito e dopo 3 minuti arriva il pareggio. Verticalizzazione di Ward che vede il colpo di testa vincente di Aie. Si gela il Barbera, è 2-2. Il Palermo prova a tornare in vantaggio, sarebbe sempre playoff anche con il pareggio, ma al 94esimo la Regina segna contro l'Ascoli e scorrono così i titoli di coda sulla stagione dei siciliani. Il Barbera fischia e canta meritiamo di più. Agli spareggi per la promozione vanno Regina e Venezia. Palermo che deve accontentarsi di aver mantenuto la categoria, ovvero l'obiettivo designato ad inizio stagione dal City Group. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per l'ascolto e buona serata.